E dunque, dopo le dichiarazioni del vicepresidente Civilini Luca, passiamo con le immagini alla gara riservata alla categoria delle donne esordienti che dovranno affrontare il medesimo giro, il medesimo percorso della categoria esordienti uomini, quindi sempre 7800 metri da percorrere per un totale di 4 giri. Anche qui si andranno a delineare quelle che sono le campionesse provinciali e intanto vediamo in questo momento i giudici che sono nuovamente cambiati per il settore femminile. Troviamo in presidente di giuria Falaschi Fabio, poi il componente Sambito Giuseppe, il giudice di arrivo Noccioli Franco. Vi ricordiamo le gare che vedranno partecipi le categorie femminili fanno capito al terzo trofeo Agliana in rosa. Quindi parte in questo momento la prima gara in programma delle due per la categoria femminile. Vi ricordo la categoria esordienti donne, che vede all'interno sia quelle del primo che del secondo anno. Tante le squadre, non solo quelle regionali ma anche quelle extraregionali, che da più domeniche si stanno portando sulle strade toscane, quindi vuol dire che comunque c'è grande afflusso anche da parte delle extraregionali, per un totale di partenti veramente notevole. Andiamo comunque a vedere le squadre che sono presenti oggi. Troviamo la Vigor, la Molinello Futon Servetto, la Cadeo Carpaneto, poi la Fidenza Treccolli, la Sera Mazzoni, GS Borgonovo Miglior, Pedale Toscano, Costa Etrusca, ASD Abitare, Nuova Sfinge, Toscogas, Butese. Dopo in successione troviamo anche Ponte a Egola, poi Olimpia, Arezzo Bike, Polisportiva Mille Luci, la squadra di Osimo Stazione, l'Esperia Piasco, la Cadeo Carpaneto, la Fidenza Treccolli, la Serra Mazzoni, la Polisportiva San Marinese. E poi troviamo comunque le altre, nuovamente sempre le solite società per le atlete del secondo anno, una in più, quella del GS Butese. Quindi gara che per il momento si sta presentando tranquilla, con le atlete che stanno transitando sotto lo striscione del traguardo quando mancano 3 giri alla conclusione. Quindi già completato un giro nelle maglie, nelle posizioni di testa, anche la maglia della campionessa regionale, la Prisciandaro Noemi della GS Butese. Vediamo maglie Butese, anche Fidenza Treccolli in questo momento davanti a fare l'andatura quando ci stiamo riportando sulla variante pistoiese. Quindi vedremo se ci sarà qualche atleta che tenterà l'attacco o se sarà una situazione di gruppo compatto. Ci segnalano nuovamente sul percorso, come è successo anche nelle gare precedenti, sia la moglie di Passini che l'assessore allo sport di Agliana Fabrizio Magazzini, che vestiranno in seguito le maglie e premieranno anche le ragazze presenti qui oggi. E troviamo anche Fontanella Luigi del comitato provinciale, quindi nuovamente la presenza di Fontanella Luigi sul percorso anche riservato alla categoria femminile. E dunque si accende in questo momento la corsa e sono le maglie della squadra organizzatrice della Nuova Sfinge in questo momento che tentano l'attacco. Andremo a vedere di chi si tratta. Abbiamo visto con il numero 14 Capasa Irene, dunque Irene Capasa che prende in questo momento un leggero margine di vantaggio, una decina di metri sul gruppo, quando si va a svoltare a destra in questo momento verso la variante pistoiese. Quindi ci voltiamo per vedere il gruppo dov'è, ma niente da fare, è lì subito alle spalle che va a chiudere in questo momento sull'atleta di casa. E c'è in questo momento l'attacco dell'atleta della Vigor Elisa Balsamo, che in questo momento prova ad uscire dal gruppo. Si forma un duetto dietro di lei, la Wackerman Elisa, quindi si forma questa coppia al comando, ma il gruppo che comunque insegue immediatamente dietro, e sono maglie della Olimpia che si stanno riportando sulle due al comando. E quindi vedremo, abbiamo visto con il numero, sembrava 96, Tommy Giulia, ed è lei infatti che si riporta sulla Balsamo e sulla Wackerman. In questo momento tutto il gruppo invece si riporta sulle 3 al comando, sempre gruppo compatto trainato in questo momento da Elisa Wackerman. Vedremo se qualche altro atleta cercherà un attacco che possa essere degno di nota e se riuscirà a uscire dal gruppo per impensierire un po' coloro che vogliano
arrivare in volata. Per il momento non sembra così, sembra che ci sia grande controllo. Vediamo anche l'altra maglia di campionessa regionale, che è quella di Betty Lucrezia della categoria del primo anno. Vi ricordo la Prisciandaro Noemi invece veste quella del secondo anno, e quindi un attacco in questo momento importante da parte del numero 70. Si tratta di Marini Alessia della Cadeo Carpaneto, che prova ad uscire dal gruppo, forte la sua azione. Vediamo, ci voltiamo alle spalle, gruppo che insegue a una trentina di metri, sempre la Balsamo a inseguire. In questo momento vi ricordo l'atleta della Carpaneto Marini, e vediamo, in questo momento viene raggiunta, quindi niente da fare, tutto da rifare per le atlete che vogliono provare a fuoriuscire. Adesso maglie sammarinese con la Beltrami Linda che tenta l'attacco, un grande controllo da parte di Elisa Balsamo e Elisa Wackerman, che stanno cercando di tenere la corsa, e quindi niente, volata a ranghi compatti. Vediamo la Wackerman davanti, anche la Balsamo che tenta di uscire. In questo momento una lotta a due, Balsamo-Wackerman, ed è la Balsamo che va a vincere. Vi ricordo, davanti alla Wackerman poi Capasa, Betti, Bellucci, Gori, Croce, Filippini, Marchesini e Bommi. Quindi vittoria della Balsamo, invece vittoria del campionato provinciale della Capasa. Andiamo a sentire le loro dichiarazioni. Siamo con la vincitrice della categoria esordienti, Balsamo Elisa. Insomma Elisa, una volata testa a testa con la Wackerman, poi sul colpo di Reni sei riuscita a vincere. Sì, non ho preso molto bene le posizioni, infatti non sono uscita molto bene dalla curva, ma alla fine ce l'ho fatta. Anche sul colpo di Reni è stata anche lei molto forte. Ecco, è la quarta gara che vinci quest'anno, insomma una dedica particolare per questa vittoria. Ai miei nonni e a tutti quelli che mi seguono e mi portano sempre alle gare. Siamo con la campionessa provinciale della categoria donne esordienti primo anno, Capasa Irene. Insomma Irene, una corsa tirata, però alla fine questo campionato provinciale è arrivato. Sì, lo cercavo da molto e si girava spesso in questo circuito, però all'inizio pensavo di farcela, a metà corsa mi ero trovata un po' indecisa, però alla fine poi ce l'ho fatta lo stesso. Ecco, questa maglia di campionessa provinciale a chi la vogliamo dedicare? A tutta la squadra, alla mia famiglia, a tutti quelli che hanno creduto con me. E quindi insieme anche a Capasa troviamo il suo allenatore Talino. Insomma Talino, è stata una gara sofferta, però questa maglia poi alla fine è arrivata. Certamente si è levata la soddisfazione che lei voleva, l'ha avuta, quindi che dire, continuiamo così per le prossime. E invece con noi adesso la campionessa della categoria donne esordienti del secondo anno, Pierotti Valentina. Insomma Valentina, dopo un paio di piazzamenti anche la vittoria del provinciale è arrivata. Sì, ho tentato di vincere il provinciale, non sapevo se ce la potevo fare, ma alla fine ce l'ho fatta. Ecco, come abbiamo chiesto a Irene, anche a te, a chi la vogliamo dedicare questa maglia? Alla squadra, al mio allenatore, alla famiglia, a tutti quelli che mi vogliono bene e anche alle mie compagne di squadra. Perfetto, dopo le dichiarazioni di Valentina passiamo a Cutruppi Gaetano. Insomma Gaetano, una gara anche per te come per Talino sofferta, perché insomma è caldo, quando è caldo si soffre, però la maglia alla fine è arrivata, dai. Sì, è vero, è il secondo anno consecutivo che questa ragazza ci regala il campionato provinciale. Sono contentissimo di lei perché quest'anno veramente va come una schioppettata, si dice, no? Qua veramente bene. E complimenti anche a tutte le altre due ragazze che con lei fanno la squadra e sì, sono bene unite e vanno anche benissimo quest'anno. È una grande soddisfazione correre con loro.